Il Giro del Veneto, riservato agli juniores e messo in cantiere dalla SC Padovani del presidentissimo Galdino Peruzzo, si è ritrovato ad Abano Terme per la partenza della terza frazione. Si parte da Abano per raggiungere la Marca Trevigiana e in particolare le colline del Prosecco di OCG, inserite dall'UNESCO nel patrimonio dell'umanità, percorrendo 139 km e 700 metri. Prima parte completamente pianeggiante per poi andare ad affrontare ben 3 ascese disegnate, ricavate proprio tra le colline ormai famose in tutto il mondo. Sono 132 gli atleti che prendono il via da Abano Terme per questa che si può considerare a tutti gli effetti la tappa regina della prima edizione del Giro del Veneto riservato agli juniores. Primi chilometri con il gruppo che viaggia in lunga fila indiana. Sono diversi gli scatti che si registrano nella prima parte di corsa, con tanti atleti che cercano di avvantaggiarsi in vista del finale decisamente impegnativo. Ci riescono in questa impresa Filippo Zanella dell'Industrial Forniture Moro, con lui Riccardo Cicognani dell'Italia Nuova Borgo Panigale e Riccardo Bergamini del team Nord-Est Villadose Angelo Gomme. Questi 3 atleti riescono a guadagnare un vantaggio massimo di 30 secondi sul gruppo e soprattutto vanno a disputarsi uno dei 2 traguardi volanti messi in palio quest'oggi. Ad aggiudicarselo è Filippo Zanella. Di lì a poco però la loro azione si esaurisce, perché il gruppo torna sulle loro tracce e la strada soprattutto inizia a salire. La salita è quella di Santa Maria di Feletto, che verrà affrontata per 2 volte prima di andare ad imboccare il muro di Ca del Poggio. Su questa salita si avvantaggia e si forma un drappello di 9 unità composto dall'ucraino Andriy Pidaini, quindi Giuseppe Smecca dell'Aspiratori Otelli, Pietro D'Apporto dell'Italia Nuova Borgo Panigale, Angelo Monister del team Giorgi, quindi Tommaso Cafueri e Francesco Vecchiutti del team Tiepolo Udine, Alberto Cavallaro della Work Service, Alan Flocco della Gottardo Giochi Caneva e Luca Fratticelli della Sidermec Vitali. Questi 9 atleti riescono a fare la differenza lungo la salita che conduce verso San Pietro di Feletto, mantengono 25 secondi di vantaggio sul gruppo e vanno ad imboccare il muro di Ca del Poggio con un bottino di 1 minuto da poter gestire proprio sulla salita più impegnativa di giornata. È su queste rampe che gli inseguitori tentano di avvicinarsi, tra loro attenzione al bresciano Bicelli dell'Aspiratorio Telli, che tenta tutto solo di andare a riportarsi sulla testa della corsa, ma per Bicelli ormai è troppo tardi. Infatti i fuggitivi di giornata hanno un buon passo e riescono a scollinare sul muro di Ca del Poggio. Si riducono però le fila del drappello dei battistrada, rimangono in 6 a comandare la corsa. Si tratta di Tommaso Cafueri e Francesco Vecchiutti del team Tiepolo Udine, quindi Angelo Monister del team Giorgi, Alberto Antonino Cavallaro della Work Service, quindi l'ucraino Pidaini, e l'emiliano Pietro D'Apporto dell'Italia Nuova Borgo Panigale. Si rientra veloci verso San Vendemiano e quando siamo negli ultimi 3 chilometri a tentare l'allungo sono il mantovano Angelo Monister del team Giorgi in compagnia di Francesco Vecchiutti del team Tiepolo Udine. Per loro 100 metri di vantaggio su quelli che ormai sono ex compagni d'avventura, ma i 2 attaccanti tentano di mantenere questo gap fino all'ultimo stringendo i denti. Ormai il gruppo inseguitore viene segnalato a più di 30 secondi, quindi nulla da fare per gli inseguitori. La vittoria sarà affare di questi 6 atleti, ma subito dopo la Flamme Rouge, il triangolo rosso dell'ultimo chilometro, quando siamo ormai all'ultima curva posta a 500 metri dall'arrivo, i 4 inseguitori si riportano sul tandem di testa e incredibilmente si riaprono i giochi per il successo di tappa. Sicuramente il più felice tra questi 6 è Alberto Antonino Cavallaro della Work Service, già sicuro di andare a vestire le insegne del primato. Infatti il compagno di squadra Edoardo Cipollini è attardato, è nel gruppo inseguitore, quindi sarà lui al termine della terza tappa ad andare a vestire la maglia rossa della Polo, ma c'è il successo di tappa, il traguardo principe del Giro del Veneto a San Vendemiano da assegnare, ed è una volata lunghissima quella che permette a Tommaso Cafueri, lui friulano crossista del team Tiepolo Udine, di andare
andare a firmare la sua prima vittoria su strada. Grande festa dunque per la formazione friulana. Cafueri precede l'ucraino Pidaini, terza piazza per D'Apporto, quindi Cavallaro, Vecchiutti e Monister. La volata del gruppo inseguitore viene vinta da Riccardo Fabbro dell'Industrial Forniture Moro. Sul traguardo di San Vendemiano dunque si compie la favola di Tommaso Cafueri, che va ad aggiudicarsi la terza tappa del Giro del Veneto, e per effetto di questi risultati Alberto Cavallaro è il nuovo leader della classifica generale. Maglie quasi tutte ad appannaggio della Work Service, ad eccezione della maglia beige che va all'ucraino Andriy Pidaini. Domani il quarto e ultimo atto del Giro del Veneto Juniores, che vedrà gli atleti impegnati da Padova sin sul traguardo di Teolo presso gli stabilimenti del Polo. E ora spazio alle interviste del dopogara. Tommaso Cafueri, una vittoria davvero straordinaria quest'oggi qui a San Vendemiano. Sì, sono emozionatissimo, non l'aspettavo neanch'io. Eravamo venuti qua per fare classifica, mentre ieri non è andato tanto bene, quindi c'erano dentro i nostri due compagni, quindi ci siamo salvati, quindi ho pensato di puntare alle tappe. Oggi abbiamo provato fin dal primo chilometro ad andare via in fuga sulla prima salita e siamo riusciti ad andare via in 10 con dentro anche Francesca Vecchiuti che mi ha aiutato la gara, e sono emozionatissimo perché è la mia prima vittoria su strada, quindi vale doppio. È la magia del Giro del Veneto Juniores. A chi dedichiamo questa straordinaria prima vittoria? Beh, in primis ovviamente a tutta la squadra che in questi 2 anni mi ha aiutato a crescere tantissimo, a tutti i miei compagni che siamo un gruppo veramente grosso, non vinciamo tanto, però facciamo veramente delle belle gare e ci aiutiamo tantissimo, siamo un bel gruppo, quindi ovviamente tutta la mia famiglia che mi supporta, il mio preparatore che è sempre super disponibile e a tutte le persone che mi sono più vicine. Cavallaro, la maglia passa da Cipollini sulle tue spalle, oggi giornata difficile. Sì, oggi è stata... dovevamo controllare più che altro, aveva la maglia Edo, quindi cercavamo di controllare un po' la situazione. Ho visto che sulla prima salitina erano partiti in 5-6, ho detto entro così almeno dovevano inseguire quegli altri e mi sono trovato davanti, ho tenuto e ho fatto quarto e ho preso la maglia, dai, sono contento. Siamo con il sindaco di San Vendemiano, Guido Dussin. Non solo 2 internazionali di ciclismo, non solo tanto sport nel vostro comune, ma da oggi anche il Giro del Veneto Juniores. Sì, diciamo stiamo completando tutto il possibile degli arrivi qua sul Viale De Gasperi, fantastico. E grazie per questa grande occasione che ci hanno regalato gli amici padovani, e sicuramente ecco, noi siamo come al solito a disposizione per le opportunità che il mondo dello sport offre a questi ragazzi stupendi che si impegnano dalla nostra realtà nazionale ma anche dall'estero, quindi questa realtà internazionale ci fa piacere e dà lustro ancora a questa realtà sportiva che è quella di San Damiano. Sindaco, qual è la formula vincente per avere un comune così attento allo sport? Avere l'attenzione per i giovani, dare l'opportunità e cogliere le occasioni all'istante e soprattutto programmare anche una buona attività con le associazioni. In questo caso il Velo Club è da anni che lo coltiviamo noi, lui coltiva la nostra realtà e insieme facciamo un bellissimo lavoro.